Sono nata a Venezia, nel ghetto ebraico di Venezia. Io mi ricordo per esempio il tempo di guerra, io mi preso a casa nostra, il tempo di guerra abbiamo nascosto la famiglia degli ebrei. Che mi ricordo quando battevano a porta, uno sul letto, uno dentro in armadio, si nascondevano e non riuscivo a capire il perché allora, ero piccolo, e si nascondeva sempre, mia madre diceva. Ero Geminio, un fascista, che se conoscevi giocava alla bottiglia con mia mamma, a Geminio di Arella, guarda che sanno che sono qua, falli sparire, perché una famiglia che abitava in ghetto e che ha fatto le spie e ha detto che avevamo gli ebrei sconti in casa. Mia madre ha messo 40 minuti a portarli, perché aveva già in braccio mia mamma e Dodrio e un po' di passi si nascondeva dentro una porta, 2 passi dentro su un'altra porta. Mi ricordo una foto stampata sulla testa di mia mamma che è appoggiata sulla porta di casa con una pistola sulla tempia. Che questa persona che si lava, dove sono? Dove sono? C'era mezzogiorno, ora di mangiare, mezzogiorno e sera, preparavo le toia, mettevo il posto e quella carega per il cane, il ciulli. Non si sa che intelligente che era, e aveva l'orologio sulla testa, perché tutti i giorni a quell'ora precisa e si metteva sulla sedia, sul balcone, a guardare fuori così. Se da quest'altro ponte veniva a casa mia nonna che aveva il banco delle verdure e frutta e e io prima che mia nonna da solo facesse il ponte, io che vedevo i capelli, gli sapeva che era io, dovevo aprire la porta che correvo incontro e che avevo in bocca il carto con i bistecchi da portare a casa. E una volta che io a Ciapaio ho portato subito in canile, che doveva tenerlo 48 ore, e dai motorlo, guarda che Ciapaio il ciulli. Allora si è corso il canile e l'ho fatto là dentro su un bidone con un ciodo sulla testa, gli ha sparato un ciodo sulla testa e io va subito. E mi sembra mancato così tanto avanti le idee. Si va che avevo 5 anni, 5 anni in piedi sulla sedia, perché sul tavolo non ci arrivavo, e facendo i dolci ebraici, a 5 anni. Che servei in Saor, per esempio, nella ricetta ebraica anche a Corea, perché io non potevo forse col blu e comprarsi il pesce, e passare durare il pesce e mettevo in Saor, se no mi aveva preso un giorno, messo in Saor e mangiavo tutte le settimane. Il sapore il sapore buono che si vede di scarpe e ho messo capelli. Dovrei amare mio marito però.